Buongiorno e buon venerdì 21 luglio, rassegna stampa TG Plus, abbiamo la pagina padovana partendo dal mattino. Grandinata record, 60 feriti, agricoltura flagellata nell'Alta, danni per decine di milioni, colpiti colture, capannoni e aziende. Zaia dice stato di emergenza, ne avevamo già parlato anche ieri di questa cosa, ma i giornali proprio danno un grande risalto. Oggi vedete le foto notizie, insomma è veramente una devastazione. Chiediamo al governo lo stato di calamità, dicono i sindaci, code in carrozzeria per riparare l'auto, palestra devastata come una bomba a Vigo d'Arzere. Il primo cantiere del tram, la seconda linea arriva davanti al Cornaro e altre notizie di cronaca, furti in casa, escalation di atti vandalici, vedete, e la sentenza, antenne sul Cero, nessuna truffa sul Monte Cero, padre e figlio sono stati assolti, parliamo di Fabrizio Gastaldon e Roberto Gastaldon. E poi qui c'è l'antico ospedale, addio ai pazienti dopo 225 anni. Per andare a vedere il Gazzettino, nord-est, bombe di grandine, violenta tempesta devasta Veneto e Friuli, palle di ghiaccio di 10 cm di diametro, auto spaccate, tetti divelti, insomma si parla su tutti i giornali di quello che è successo. Si sono viste foto di tutti i tipi sui social, chicchi così grandi da qualche anno è un fenomeno sempre più frequente. PNRR, via libera dell'Unione Europea, la terza rata, slittano 500 milioni. Alma e Lantelau, rifugio nato dall'amore per il partigiano, questa è la storia che pubblica il Gazzettino a pie pagina. E andiamo a vedere anche il Corriere del Veneto, vedete che anche qui la fotonotizia parla della grandinata, oltre 100 feriti dalla grandine, auto distrutte, case scoperchiate, fotovoltaico in pezzi, i danni del mini Vaia, ma vedete che anche il fotovoltaico subisce dei danni, cioè se riesce a spaccare i vetri di una macchina probabilmente anche lì saranno guai. Il granchio blu, l'alieno che divora vongole e cozze, ne abbiamo parlato anche noi, ma su tutti i giornali troviamo anche questa notizia, il corpo senza nome che spunta dall'Adige. Andiamo a vedere anche le notizie di Padova della pagina di Notizie Plus. Filippo Giacinti eletto presidente del coordinamento dei sindaci. Vedete che anche qui si parla del temporale, ma in città proprio a Padova i danni sono stati marginali, un sequestro di articoli di bigiotteria per 2 milioni a parte della Guardia di Finanza e incappano in un controllo in un hotel denunciati per ricettazione grazie al GPS che c'era negli auricolari. Poi anche le altre notizie che abbiamo dato adesso comunque vengono trattate nella nostra pagina padovana. È tutto.